Un volo in elicottero con Pigrotto che dalle nuvole scende nella magica valletta sotto le mura scaligere in quella Marostica tanto amata in vita dalla giovane e talentuosa illustratrice Elena Xausa, morta per un cancro all'appendice a soli 38 anni lo scorso 27 novembre. Una tra le creazioni a lei più care, un piccolo cane di Creta a 6 zampe, realizzato a 4 mani con il marito Lorenzo Fonda durante una breve e piovosa vacanza in una località di montagna nei pressi di New York, è diventata una gigantesca scultura che abbraccerà al centro un ginkgo biloba, la sua pianta preferita, e quanti vorranno provare un'esperienza a contatto con la natura, soffio vitale in questa terra ricca di storia. Grazie a un'opera di crowdfunding e alla collaborazione della città di Marostica e dell'organizzazione non profit Compagnia delle Mura, adesso questa gigantesca trasposizione di Pigrotto è al suo posto per celebrare l'amore per la vita e la creatività di questa artista, perché ricordare Elena Xausa significa non dimenticare cos'è la fantasia, non spegnere la luce dei colori e dei sogni.